Funzionalità taccuino. Le note personali. Il presente documento sintetizza il funzionamento della nuova sezione del portale Servizi, già noto come portale taccuino, denominata Note personali, attraverso la quale l'utente può caricare, oscurare o cancellare informazioni relative a contatti con le strutture, sintomi e viaggi all'estero, nonché note più generiche legate a eventi e altro. Accesso al portale taccuino. Homepage e menu laterale. Composizione della nuova sezione Note personali. Inserimento di una nuova nota. Card di dettaglio. Accesso al taccuino da parte degli operatori sanitari. Impatto delle varie tipologie di delega sulla sezione Note personali. Frequently asked questions. Le regole e le modalità di accesso al portale taccuino non hanno subito modifiche rispetto a quanto già noto. È possibile accedere sia dalla pagina iniziale del profilo di navigazione, tramite pulsante Accedi al mio suo taccuino, che dal menu di primo livello. Anche la homepage non ha subito modifiche rispetto a quanto già noto. Il menu laterale, invece, presenta ora le seguenti modifiche. Il pulsante Registra accessi non viene più mostrato. È presente il pulsante Note personali. La nuova sezione Note personali è suddivisa in 8 categorie selezionabili: contatti con strutture, trattamenti sanitari, riabilitazioni, assistenza domiciliare, medicina non convenzionale, problemi di salute, viaggi all'estero, altre note o eventi. Per ogni categoria è possibile trovare il tasto Aggiungi nota e le eventuali note inserite se presenti. Con la selezione del tasto Aggiungi nota si accede alla modale di caricamento delle informazioni aggiuntive della relativa nota. In alcuni rari casi è prima previsto un menu a tendina di disambiguazione. Le informazioni aggiuntive da inserire variano a seconda della categoria per la quale si vuole inserire la nuova nota. Per ciascuna nota correttamente caricata è possibile vedere la card di dettaglio. La card di dettaglio riepiloga tutte le relative informazioni aggiuntive caricate in fase di inserimento della nota e inoltre presenta i seguenti tasti: oscura, rendi visibile; accessi e azioni effettuate, elimina. Accesso al taccuino da parte degli operatori sanitari. A partire dal 6 ottobre 2025, il taccuino è consultabile anche dagli operatori sanitari che hanno in cura il paziente, secondo le stesse logiche già previste per il resto dei documenti FSE, ovvero in base a consenso e stato oscuramento. In un primo momento gli operatori potranno visualizzare solamente i documenti e le misurazioni caricati nel taccuino, ma sono già in corso gli sviluppi per rendere consultabili anche i farmaci, altri prodotti e le note personali. A partire dal 30 settembre 2025 sono state implementate nuove tipologie di delega. Fermo restando che per accedere al taccuino di un delegante è necessaria una delega di tipo A, B, D, B più C, B più D o C più D, la delega di tipo C, da sola, non permette l'accesso al taccuino del delegante. Funzionalità in breve. È possibile modificare una nota personale già caricata? No, non è possibile modificare una nota personale caricata. L'unica soluzione è eliminare la nota personale e procedere con una nuova procedura di inserimento. La funzionalità è tuttavia in fase di implementazione. Che cosa può vedere il mio medico di ciò che carico nel taccuino? A partire dal 6 ottobre 2025, il taccuino è consultabile anche dagli operatori sanitari che hanno in cura il paziente. La consultazione avviene secondo le stesse logiche già previste per il resto dei documenti FSE, quindi in base a consenso e stato oscuramento. In un primo momento gli operatori potranno visualizzare solamente i documenti e le misurazioni caricati nel taccuino, ma sono già in corso gli sviluppi per rendere consultabili anche i farmaci, altri prodotti e le note personali.
Sto accedendo come delegato e vedo alcune funzionalità disabilitate. Perché? Ogni tipologia di delega permette l'accesso a funzionalità diverse del portale taccuino e questo ovviamente vale anche per la sezione Note personali. La delega B permette l'accesso alla sezione con diritti di sola consultazione. La delega C permette l'oscuramento o il deoscuramento delle note personali, se in commistione della delega B o D. La delega D permette di aggiungere ed eliminare note personali e di vedere i relativi accessi e le relative azioni effettuate. Esiste un limite di note personali caricabili? No, non esiste limite per la quantità di note personali caricabili,